bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano NBA 2K14 Minnesota Timberwolves Utah Jazz. Vai ragazzi, ho migliorato abbastanza il comandone, siamo a 81 adesso di skill e siamo pronti. Chancey Billups, il piccolo Chancey. Si comincia bene, si comincia molto bene. Vai Kume. Adesso a cecchino di terzo livello, quindi teoricamente sul tiro da fuori siamo devastanti. Favors. Appunto, e sono già 2 punti a referto per veneziano. Martin. Ho migliorato molto anche il rimbalzo e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Pala aiuta. Siamo sesti nella conference. Abbiamo un Vince Carter che si è distrutto. Stagione finita. Favors 4-0 ragazzi. Mini parziale. Ricky Rubio. Rubio versus veneziano. No, dormita qua del Kume, dormita del Kume. Dormita del Kume purtroppo. Tatara, parapapapapa, parapapapapa, parapapapapa. Attenzione, veneziano! Stoppata, ma in realtà è fallo. È fallo per il talentissimo veneziano. Primo libero a segno. Dai Kumendone. Altri 2 punti per veneziano, seconda parità titolare. Ricky Rubio. Attenzione, Rubio entra alla grande, ma sbaglia tutto Ricky. Chance e Billups. Un tiro impossibile da 3. Cosa mette veneziano? Mamma mia, mamma mia. Da casa sua. Non una gran stoppata, se canestro più tiro libero supplementare. Brutto errore qua di Utah e di veneziano. Ma se giochiamo così ragazzi le possiamo vincere e possiamo arrivare ai playoff, che è il sogno per Utah. Veneziano! Entrata strepitosa ragazzi. Strepitoso inizio devastante del Kumendone. C'è solo il Kumenda, solo il Kumenda. Ancora Billups recupera. Bravissimo veneziano. Purtroppo errore, primo errore della serata per il Kumendone. Comunque Minnesota non vuole fare la vittima ragazzi. Ocho. Fallo di Martin su veneziano. Veneziano ha veramente la mano calda ragazzi. Buono, buonissimo. Buono, arriva il fallo, dai. Arriva il fallo, molto bene. Primo libero. Ottimo. Secondo libero. Una merda, molto bene. Ricky. E recupera ancora, aiuta, se ne va, aiuta. No! Ho sbagliato il passaggio. Cosa volevo fare, cazzo? Brutto errore di veneziano qua. Ogni tanto veneziano purtroppo ha questi piccoli difettucci da sistemare, ma è il primo anno da rookie ragazzi, ci sta tutto. Da solo veneziano.
Ha fintato il tiro, ma... Bellissimo veneziano in faccia a Rubio, ragazzi, mamma mia. The best Kume in the world. Ha fatto 11 punti su 14 veneziano. Bellissimo, arriva anche il primo assist di giornata. Che veneziano, ragazzi, che veneziano oggi. Oh, brutto stoppato. O mi vengono tutte o non me ne viene neanche una. È immarcabile oggi veneziano. Billups. Prova ancora da fuori. Non può metterle tutte, però il Comendone non può metterle tutte 66 nel campo. 23 punti e 4 assist nell'ultima partita. Palla aiuta. Billups. Vai. Williams. Bellissima stazione, dai. Bravissimo Gubert, mamma mia. Oh, veramente Utah strepitosa in questo inizio di quarto. Siamo con una squadra che possiamo battere. Siamo in casa. Veneziano domina. Di festa. Dai. Palla ai Timberwolves. Love. Triplone, porca trota. Vai Kume. E ancora finta di veneziano. E ancora 2 punti. Solo lui. Kumenda veneziano. Inizio fantasmagorico. Love. Budinger. Bella entrata. Il Comendone prende ancora 2 punti. Purtroppo la difesa non è il mio punto forte. Billups. Buono Kume, bravo Kume. Vai, mettila. Secondo assist, grandissimi ragazzi. Anche Gubert, ottima prestazione finora. Che inizio ragazzi, che inizio. Oh, c'ho Love. Cagata di Love. Il cagatone di Love ragazzi. La cosa è abbastanza ufficiale. Secondo quarto, cazzo, Minnesota ha recuperato tantissimo. Ma perché ha messo fuori l'allenatore, cazzo? Guarda quanti punti abbiamo perso. Non è ancora finita sta partita, non è ancora finita. Due tiri liberi. Primo va a segno. Cazzo, si è tornata in corsa a -3 Minnesota. Scandalosi nel secondo quarto. Anzi, nella fine del primo in realtà. Ma porca miseria. Solo il Comendone può dare risultati. Questo Utah anche senza Vince Carter. Bravissimo. Che lavoro di veneziano e che assist.
È tornato veneziano, ragazzi. Se migliore in difesa posso vincere l'MVP, ragazzi. Più avanti, chiaramente. Per poco. E ancora, purtroppo, il difettazzo del Kumendone alla difesa. Numeraccio di veneziano! Finta di andare a destra, va a sinistra e mette a segno 2 punti leggendari Cunningham. Giù da casa sua Bandingham, o chi cazzo adesso non ricordo più il nome. Vai Kume. Relax Kume, relax. Buono Kume, buono. Come la fa girare, raga. Mamma mia, ragazzi. Anche questa può essere una partita come il record, che se non ricordo neanche più quanti punti ho fatto perché sono rincoglionito. Una cosa abbastanza ufficiale. Cunningham. Vai Kume che questa vuole mettere. Il ferro sputa. Il tiro di veneziano. Ai 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 ai. E Kumendone stoppa anche la palla, ragazzi. Ho 25 su stoppata, eppure ne ho fatti di stoppate in carriera finora. No, l'ho regalata. Regalata, classico errore come il più classico proprio. Secondo fallo di veneziano. 7 punti di vantaggio. Porca puttanona. Dai fioi. Ragionamos. Brutto errore questo, secondo errore consecutivo per veneziano, prima volta nella partita. Che cazzo, sto ritornando in corsa a Minnesota purtroppo. Kevin Martin 18 punti fino a questo momento, grande prestazione. Sono marcato però adesso, Belops! Il ferro sputa anche questa. -1 Minnesota, incredibile, incredibile. Momento un po' di appannamento di Utah del Kumendone. Vai Kume, sì! Dai raga. Proprio qua ho regalato un canestro indescrivibile. Bravi ragazzi, dai. Defense. Vai Love.
Marchiamo Love. Vai Billups, ero qua. Allora, meno male che l'hai messa. Allora Billups che esci casa, Chelsea. Billups. Meno male che l'ha sbagliata Love. Della carità, Kevin Love. Ah, Dio mio. Dai vecchio, su. Bella percentuale da 3 per Love nelle ultime 10 partite, devastante proprio. Ah, stramarcato qua. Vai Billups. Ah, era difficile. Ai ai ai, non questa, non questa. Ma porca puttana, vaffanculo anche la difesa. Bellissima, Veneziano entra e ne mette 2. Bel lavoro Kume, bel lavoro Kume. Rubio. Porca puttana, prendila, prendila. Dai rimbalzone, dai rimbalzone. Dai, devo fare un altro piccolo break, porca puttanona. Dai, il numero 7 di Utah deve entrare nella leggenda, cazzo. Fallo, vabon, 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 vabon. Tutto regolare, tutto rego, me ne frego. Ok, intervallo, 48, Minnesota 51, Utah, partita tirata. Sembrava più semplice all'inizio del primo quarto, eh? Ma Minnesota è tornata, Minnesota è tornata. Vai. Terzo quarto. Love. Bravissimo Cantor. Billups. Da 3 da solo, Veneziano! Sola rete! Grande Veneziano, seconda tripla, 100% dall'arco. Vogliamo la fuga. Cosa volevo fare qua? Ma è andata di culo. Sculata veneziana. Bellissimo il Kume. E inventa un assist e Billups trasforma. Inizio di terzo quarto simile al primo quarto. No, bellissimo questo. Gran canestro purtroppo Martin.
Qua sono bello marcato, devo farmi spazio. Billups la perde in maniera deficientosa. Ah, Billups. Eccoli là, e Minnesota torna in partita. Niente, Minnesota non muore mai, ragazzi, Cosa fa Venezia? Mamma mia, per poco. Primo libero, perfetto. Secondo libero, perfetto. Aia! Bravo Kume, bravo. Mi ha dato fastidio che solo mi ha dato l'abilità, là, il punteggio, ma va bene lo stesso. Vai Kume! Ah, questo è proprio un mattone, cazzo. Ma dov'è il fallo? Questa non l'avevo capita. Questa non l'ho proprio capita. Comandone a vuoto, molto bene. No, brutto errore. Sveglia, raga, sveglia, attacco orrendo del veneziano. Siamo calmi. Merda. Inter Minnesota ritorna sempre. Quanto li odio, entrano sempre in partita ste merdacce. E ancora! Terza bomba della serata! Incredibile! 3 su 3 da 3! It's incredible, Kume! It's incredible, Kume! Ma porca troia! Dai che 24-18 ci siamo là! Siamo in zona playoff. No, porca mignottona. 13-5 per i Timberwolves. Solo più uno adesso. Oh, cosa regaliamo? Cosa regaliamo? Grande, dai Fioi. Ma non va bene, stiamo regalando troppo. E dall'angolo errore veneziano, ma per fortuna arriva il canestro con un tiro libero supplementare. Siamo un po' calati dal campo, ma chi se ne frega, finché stiamo su queste medie va bene comunque. Sto tirando tanto oggi. Pesante questa. Bravo veneziano. E fa la cagata. Ma perché faccio sti errori? Perché? A C sono andato, da B. Vabbè. Non ho parole. Troppa fretta, voglio fare troppo le cagate. Ancora errore.
Ultimo periodo. L'allenatore mi ha levato perché ha visto che ero messo male. Calma. Calma ragazzi. Aia. Bombone. Bombone. Contesa, ma va a cagare. Che le perdo sempre poi le contese. Ecco appunto, la prima volta che ho vinto una contesa, pazzesco. Vai Billups. Meno male, solo rete di Billups. Calma ragazzi, gran calma. Vai veneziano, vai veneziano. Vai. Ah, bruttissimo mattone, cazzo. Siamo là, Fiori, siamo là. Sarà una sofferenza fino alla fine, ho paura. Vai. Bravissimo. Mamma mia, cosa ha fatto Billups. Cosa ha fatto il Billups. Oggi non riesco a recuperare una palla, cazzo. Aia. Prendila. Vabbè. Fortunatamente è roba nostra, però che sofferenze, che sofferenze. Qua, per essere stato bello provare il tiro da 3, ma era troppo lontano. Dall'angolo impossibile! Era proprio impossibile. Mamma mia, era proprio impossibile. Mamma mia, stiamo giocando male adesso. Stiamo giocando male. Anche il Commendone non è più il Commendone dei primi quarti. Sono anche stanco un po'. Dai, sei da solo, per favore. Ma no, sti errori, manco mal che ha preso il rimbalzo. Meno male. Sono sti falli di merda. Che voglio recuperare palla, cazzo. Ho veramente un attributo altissimo sulle palle recuperate. Non capisco perché le far falli sto coglionazzo. Ecco, tap-in vincente. Questo è il back to back, poi ho già giocato, mi sembra come ne ho giocato proprio prima. Back to back. Mamma mia che cesso di attacco anche questo. Stiamo attenti ragazzi. Non possiamo buttarla via. Bravo Commendone, arriva a rimbalzo. Veneziano, è un altro errore, un altro ennesimo errore.
Dopo un inizio devastante, troppi errori. (85-92), un punteggio anche molto basso a livello di punti allenatore là. Ennesimo errore. Rischiamo di fare un'altra sconfitta tipo le nostre classiche di un tipo stravinciamo. Billups, cagata di chance, Billups. Scusate ragazzi. Lo so. 5 minuti ragazzi. Sembra una partita da vincere assolutamente perché siamo davanti da sempre. No. Ma vai a fare in culo proprio. Adesso è dura, eh. Adesso sono ritornati in partita. Adesso sono cazzi tuoi. Allora il Q non riesce più a metterne una. 47 dal campo e avevamo l'85 mi sembra. Mamma mia, va tutto a Minnesota, incredibile. Se perdiamo questi playoff ci allontanano, E per il morale soprattutto, in casa così avevamo sempre il vantaggio di 10, 8. Brutto momento, bruttissimo momento ragazzi, calma. Relax. E niente, non ne va più una, madonna santa. 10 su 22 adesso, palle perse 4-45 del campo, disastrum, adesso sì è disastrum. Se mette anche questa la perdiamo. Calma, 2 punti solo di vantaggio. Ah, ma sono anche stanchissimo però. Stiamo sbagliando tutto, non riusciamo più a mettere niente, è incredibile. Questa è l'NBA ragazzi. This is NBA. E in polacco is real NBA. Questo è il polacco ragazzi. Ecco là. Questo invece è l'italiano, vaffanculo proprio. Ho sbagliato anche. No. Cosa vado a fare? Ma da. Di più. Non ci credo. Questo ragazzi è il tutorial più classico su come perdere una partita già vinta. Non ci voglio credere raga. Sono anche stanco. Di più da B ragazzi. Che disastro. Non ne va più una ragazzi. Non ne va più una. La squadra è stanchissima ragazzi. Ci sono pochi ricambi. Cosa ha fatto? Che cazzo abbiamo venduto giocatori? Il Carter si è fatto male, ma andate a cagare. Non ho parole. Ormai siamo finiti ragazzi, è finita. Pazzesco, non ho parole. Questa sarà una sconfitta che peserà molto sulla stagione secondo me. È vero che manca ancora tanto, però era già vinta ragazzi. Ennesimo errore. No, la squadra è proprio sparita dal campo nel quarto. No, va a cagare. Sentite i fischi. 113-106 raga sotto il comandone veneziano. Non voglio bestemmiare in russo. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.